finale. E siamo alla paletta dei 5 secondi, 7 giri. Il pronti via. Partenza di Casalboni. Potenze diverse, espressioni tecniche diverse e quindi anche nel tracciato di Porto Faina, le porte di Davida, che ha ospitato in questa stagione 3 appuntamenti importantissimi, un appuntamento in concomitanza con il Cerco, la europea. impegnati nel gruppo 2 del gruppo 1, in questo caso Gruppo 2 davanti c'è Casalboni che sta completando mentre c'è una lotta da dietro fra la X9 Ivana 301 Carlo Motori dello suo appunto davanti in Italia. All'interno si esce la curva della Riccianato nei confronti di Bada, ovviamente dal professore che presenta la curva della Riccianato. come già detto 350 e Silvano Bada 311. Una curva per completare il quarto giro. Sta facendo nella gara di Italia per fare un il quinto giro dei 7 previsti. Troviamo in finale per tutti i 7 giri nel programma. Non commettere errori, anche fosse anche un errore di concentrazione.
solitaria senza nessun particolare problema. Vittoria per Casalboni con 200